Non posso aver paura, se no non mi sarei esposto. Sapevo che esporsi avrebbe comportato evidentemente un rischio di esporsi anche alle critiche. Poi naturalmente le minacce di morte vere e proprie verranno segnalate a chi di competenza, ma reputo necessario prendere posizione non solo col proprio pensiero ma anche con la propria faccia e col proprio corpo. È determinato e convinto il giovane docente di italiano al Liceo Montale di San Donà di Piave dopo le polemiche che si sono scatenate sul volantino del gruppo legato a Fratelli d'Italia. Zantaforni, noto per i suoi video sui social, ne aveva postato uno in risposta alla richiesta di Azione Studentesca, movimento di estrema destra, di segnalare i prof di sinistra. E in pochissimo tempo è diventato virale ricevendo migliaia di visualizzazioni. E allora vorrei rendere più facile il lavoro ai signori di Azione Studentesca. Mi chiamo Giorgio Peloso Zantaforni, sono un insegnante di lettere di liceo e sono di sinistra. Schedatemi pure. Il cellulare del docente ha iniziato a squillare ininterrottamente, tanti messaggi di condivisione e affetto, ma anche minacce di morte che però non l'hanno intimorito. La scuola, lo dice anche la Costituzione, c'è la libertà di insegnamento. Io non insegno la propaganda a scuola, non faccio propaganda a scuola, parlo sicuramente di attualità, cerco di mettere insieme quelli che sono gli atti più come dire, anacronistici con appunto fatti di attualità, e se questo significa propaganda allora mi autodenuncio davanti a voi. Zantaforni si è anche espresso in merito alla vicenda degli ultimi mesi su Beatrice Venezia alla Fenice. Allora, sicuramente c'è la necessità da parte di questo governo, di questa maggioranza di governo, di dire noi esistiamo ed è legittimo, ma noi esistiamo e come dire, ci prendiamo quei luoghi del potere culturale dove si forma appunto la cultura, che sono appunto la scuola, l'università, le fondazioni e tutto ciò che ne consegue, mettendo i propri posti e le proprie figure nei posti apicali, nei posti nevralgici, nei gangli della società e come dire, e del potere. D'altronde il titolo del volantino è abbastanza eloquente da questo punto di vista: la scuola è nostra. Mi lascia abbastanza interdetto e anche un po' arrabbiato. La scuola non è di Azione Giovani o di Gioventù Nazionale, la scuola è di chi la frequenta, la vive quotidianamente.